Tallero rinnovano la tradizione dell'Epifania, ma non sono mancate le polemiche contro la politica dentro e fuori dalla Chiesa. A breve in diretta il vaticinio del vecchio venerando dal Pignarul di Tarcento. Tramonta definitivamente l'ipotesi di campo largo nel centro-sinistra per la corsa alla presidenza della Regione. Il Movimento 5 Stelle chiude la grande alleanza con il PD che è diviso, possibile il dialogo ma senza il terzo polo. Un uomo di 61 anni di Gemona è rimasto intossicato dal monossido di carbonio nella sua abitazione a causa del malfunzionamento della stufa a pellet, ricoverato all'ospedale di Trieste in condizioni serie. L'ex attaccante di Sampdoria Juventus, Gianluca Vialli, è morto a Londra per un tumore al pancreas. Il cordoglio dal Friuli di chi ha giocato con lui lo ha conosciuto. Gigi D'Agostino è una persona unica, un compagno eccezionale. Vigilia di partita blu-udinese contro la Juventus dovrà nuovamente fare a meno di Gerard Deulofeu. Sta recuperando ma non ci sarà, dice Sottil, che risponde anche alle critiche dei pochi gol degli attaccanti. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. In apertura agli eventi epifanici si rinnova la tradizione del Pignarul su tutto il territorio regionale, quest'anno con il ritorno dei visitatori dopo 2 anni di pandemia. Grande attesa in particolare per il Pignarul Grant di Tarcento, che conclude di fatto tutti gli eventi con il vaticinio al responso sul fumo del vecchio venerando. Queste le immagini che ci vengono ora trasmesse in diretta proprio da Tarcento, dove per noi stanno seguendo il Pignarul Davide Vicedomini e Francesco Snidero. Tarcento nel pomeriggio di oggi ha vissuto il corteo con la revocazione storica terminata sulla scalinata di via Marinelli e proprio da lì è partito poi il corteo verso Coia. Tanta la gente che ha assistito alle celebrazioni e anche in questo momento vedete tante le persone che attendono il responso sul fumo del vecchio venerando di Pignarul Grant di Tarcento. Dunque a breve ci chiederà la linea Davide Vicedomini proprio per scoprire quello che è il responso che tanti attendono, ma come abbiamo detto in apertura, tante le iniziative. Oggi per l'Epifania a Cividale si è tenuta la messa dello Spadone, durante la quale non si è fatta attendere la stoccata, la politica dell'arciprete di Cividale, Monsignor Livio Carlino. Grande partecipazione alla cerimonia della Messa dello Spadone a Cividale del Friuli, il rito liturgico più singolare del mondo cattolico che prevede il saluto del diacono ai fedeli impugnando con la mano destra la spada e con la sinistra l'evangeliario. Durante la Messa, Monsignor Livio Carlino ha voluto ribadire la sua posizione davanti alla politica regionale presente in platea, prendendo le mosse da un parallelo tra Erode e i magi per introdurre la stoccata. Quante promesse ascoltate e non mantenute. A conclusione della messa, come avviene ormai da oltre 30 anni, centinaia di figuranti in costume storico hanno rievocato l'entrata a Cividale di Marquardo von Randeck. Veramente una grande festa, una messa dello Spadone che è un momento di celebrazione solenne ed importante dove la storia viene ripercorsa e ovviamente a conclusione della messa la rievocazione dell'ingresso di Marquardo von Randeck, il patriarca. La tradizione è la radice, quindi un'occasione importante, una giornata importante. Tanto è vero che vediamo una partecipazione come sempre significativa, la presenza delle istituzioni. È bene che queste occasioni ci siano perché ci fanno guardare al futuro con speranza. A Gemona la messa del Tallero richiama la normalità dopo il Covid ed esprime la volontà di rinascita di un grande senso di comunità. Ritorno alla normalità per la messa del Tallero, di buon auspicio per il futuro della comunità gemonese, che oggi ha partecipato in forza alla manifestazione con un Duomo gremito come non accadeva da 2 anni. È l'anno della vera ripresa e credo che da qui ai prossimi anni, alle prossime edizioni, lavoreremo ovviamente per potenziare ed implementare quella che è la manifestazione tradizionale, perché riteniamo che questo sia un momento importante per la città e per la comunità. Crediamo che insomma si possa investire ulteriormente su questo evento e lo vogliamo fare anche attraverso il
potenziamento di una offerta commerciale, di una rete commerciale che comunque si metta a disposizione della comunità e sia attrattiva anche nei confronti dei turisti e dei cittadini. È una volontà dell'amministrazione comunale, credo che la città ne abbia anche bisogno e quindi credo che lavoreremo in questo senso anche nei prossimi mesi. Suggestivo come sempre il rito che caratterizza l'offerta del Tallero. Il sindaco davanti all'altare al centro del presbiterio, dopo aver mostrato a sua volta alla comunità il Tallero, consegna la moneta al diacono che la ripone nel bacile d'argento inciso con i simboli della città e che poi depositerà sull'altare. Nell'omelia Don Valentino Costante, oltre a richiamare il significato religioso dell'Epifania con l'arrivo dei re magi carichi di oro, incenso e mirra al cospetto della Sacra Famiglia, ha fatto riferimento alla valorizzazione dell'opera di Pomponio Malteo in occasione del 50° del terremoto. In diretta da Tarcento, dove c'è grande attesa per il responso sul fumo del vecchio venerando, del vaticinio proprio al Pignarul Grant, che poco fa è stato acceso. Le immagini che ci vengono trasmesse ora in diretta riguardano proprio il Pignarul Grant. A breve naturalmente il nostro Davide Vicedomini si avvicinerà al vecchio venerando per scoprire quello che è il responso e l'auspicio per l'anno 2023. Ma ritorniamo a Gemona, perché come detto dai nostri titoli è stata una giornata di riti epifanici tra tradizione ma anche polemiche, come quello del Comitato Difesa dell'Ospedale di Gemona. Come ogni anno si esprimono con le loro preoccupazioni per il futuro dell'ospedale. Botta e risposta a Gemona tra comitati a difesa dell'ospedale e l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli. Anche quest'anno, analogamente a quanto accaduto a Cividale, i comitati hanno manifestato durante la messa del Tallero le loro preoccupazioni per il futuro della locale struttura sanitaria. Noi rivendichiamo un ospedale per acuti come un tempo, al limite con altre specialità, quelle che servono. Andiamo in diretta da Tarcento con il responso del vecchio venerando. Migliore però di quello dello scorso anno. Questo possiamo essere tranquilli, va bene? Ricordatevi che bisogna sempre tenere saldo il cuore e sempre aiutare i più deboli. Se lo ripete, è un anno difficile? È un anno difficile, però lo vedo già migliore di quello scorso, perché il fumo è andato quasi diritto. L'anno scorso è andato verso sud, e verso sud è miseria. No, non si potrebbe. Va bene? Quindi io direi che l'auspicio, diciamo, data anche la posizione in cui siamo e come ci troviamo, sia abbastanza buono, anche se non è proprio buono, va bene? Facciamo altri? Il clima è un clima anomalo. Il clima è anomalo, ma io ho paura che venga freddo in febbraio, perché sta girando. E non vorrei che fosse veramente un febbraio freddo, perché abbiamo le gemme già pronte. Non solo, ma ci sono degli animali, ci sono dei funghi già fuori. Animali che dovrebbero essere in letargo hanno già cominciato a uscire. Quindi, perché è caldo adesso, no? Va bene? Fate attenzione al calore che fa male. Bisogna restare uniti, quindi dice aiutare gli altri. Il fatto di essere uniti è la cosa più importante, perché entrare, insomma, la ragione serve a qualcosa, no? Se non sappiamo utilizzare la ragione è meglio che non parliamo e che non facciamo niente, perché vediamo i governi che non usano il cervello non sono come dovrebbero. È meglio la prima parte dell'anno o la seconda? Qui non lo posso dire. La pandemia, vecchio venerando. La pandemia, io vi dico subito che tanta è nella testa, va bene? Anche per la guerra. La guerra è una semenza delle persone, vuol dire che non arrivano con la ragione, non hanno intelletto, perché fare del male agli altri significa essere, diciamo, dei despoti e non degli uomini. L'uomo deve essere umano, se umano è. Visto che ha parlato anche del governo, ad aprile avremo un nuovo governo regionale. Sì, staremo... E questo era il vaticinio in diretta, responso sul fumo del vecchio venerando in diretta da Tarcento. Andiamo
nuovamente a Gemona. Abbiamo visto prima il servizio dedicato alla messa del Tallero, ma al termine della messa i comitati di difesa dell'ospedale di Gemona hanno approfittato per esprimere le loro preoccupazioni per il futuro dell'ospedale. Botta e risposta a Gemona tra comitati a difesa dell'ospedale e l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli. Anche quest'anno, analogamente a quanto accaduto a Cividale, i comitati hanno manifestato durante la messa del Tallero le loro preoccupazioni per il futuro della locale struttura sanitaria. Noi rivendichiamo un ospedale per acuti come un tempo, al limite con altre specialità, quelle che servono veramente alla nostra base, alla nostra gente, quelle per le patologie più comuni, e non certo quello che ci viene promesso, soltanto promesso da parte della Regione. Ormai veniamo da anni di promesse e da quintali di carta ormai imbrattata. Per il momento non si vede nulla, l'unica cosa che abbiamo certo è che il PPI è ancora chiuso con la promessa di riaprirlo entro febbraio. Il potenziamento del nosocomio friulano di Gemona è un potenziamento che è stato annunciato dal Presidente Fedriga fin dall'inizio di questa legislatura, rallentato a causa della pandemia, ma adesso il punto di primo intervento riaprirà, verrà aperto nelle prossime settimane e soprattutto proseguiranno tutti gli investimenti che abbiamo previsto per il polo di riabilitazione cardiochirurgica con il Gervasutta. E siamo alla politica regionale, addio definitivo al Campo Largo. I 5 Stelle sbattono la porta in faccia al terzo polo all'indomani del direttivo del Partito Democratico. L'ipotesi di Massimo Morettuzzo come candidato del centro-sinistra apre le porte a un'alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Friulanista e ambientalista, l'ex sindaco di Mereto di Tomba sarebbe la figura ideale per unire due gruppi politici separati da sempre sui banchi del Consiglio regionale. Tramonta invece definitivamente il Campo Largo con il terzo polo. Sono gli stessi grillini il giorno dopo il direttivo del PD a chiudere la porta ai calendiani e renziani. Fin dall'inizio abbiamo aperto il dialogo alle forze progressiste partendo dai temi. Abbiamo infatti presentato 10 punti per noi imprescindibili lo scorso 10 dicembre. Per cui prima di parlare di un candidato presidente dobbiamo prima capirci se siamo tutti d'accordo sui temi da portare avanti. Allo stato attuale abbiamo avuto risposte positive da molte forze politiche, ma nessuna risposta dal PD, che invece ci ha proposto un tavolo anche con il terzo polo, quindi con chi di progressista non ha nulla a che fare. Quindi possiamo ribadire che non siamo interessati ad un campo largo anche con il terzo polo. E il Partito Democratico nel frattempo si ritrova spaccato tra chi la maggioranza apre il candidato civico e chi invece chiede le primarie. Tra questi l'ex deputato Paolo Coppola, intervistato durante Screenshot, qui un breve estratto della trasmissione che andrà in onda a partire dalle 19:45. Spaccati e senza un leader vero, i Dem aprono un candidato civico, una scelta non condivisa da una frangia del partito che avrebbe preferito utilizzare lo strumento delle primarie. Il nostro statuto dice che nel caso non ci fossero primarie di coalizione si fanno le primarie di partito, no? Tant'è che appunto dentro al nostro partito ci sono due disponibilità, la mia e quella di Franco Jacob. Chiede la convocazione dell'assemblea del partito, Coppola, affinché la scelta non rimanga nelle stanze del gruppo politico e confidano nell'apertura al dialogo dei 5 Stelle per un'ampia coalizione. Secondo me non è coerente con quello che dicono. Se la cosa principale sono i programmi, bisogna discutere sui programmi. Chiaro che il 5 Stelle adesso di nuovo sembra che riabbia uno degli errori, secondo me, che ha seguito nei primi tempi, no? Dice 10 punti, questi assolutamente. No? Ma la politica non è così. Spero che si possa ancora parlare. Che si possa parlare, sicuramente non è accettabile mettere dei veti su qualcuno. Questo vale anche per il terzo polo, no? Potenziare i controlli al confine anche con i militari per far arrivare in Europa solo le persone che davvero ne hanno bisogno, sono le parole del senatore Marco Dreosto nella sua richiesta alla Commissione Esteri del Senato. L'aumento degli ingressi irregolari dalla sola frontiera di Trieste è stato esponenziale nell'ultimo anno, numeri quadruplicati che raccontano bene un'emergenza sulla quale negli ultimi mesi si sono accesi i riflettori, considerando anche la rotta balcanica come elemento concorrenziale per l'ingresso di migranti non regolari sul territorio italiano. 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati nella nostra regione, anche per questo i politici del Friuli si stanno attivando a Roma. In Commissione Esteri al Senato ho già avanzato la richiesta di innanzitutto potenziare
quelli che sono i controlli al confine dell'Italia attraverso l'ausilio anche oltre che alle forze dell'ordine, anche dei militari. E poi il nostro Paese, il governo, deve farsi portatore in Europa di una filosofia che va perseguita assolutamente, che è quella del controllo ai confini dell'Europa. Noi dobbiamo cercare di far arrivare in Europa, nel nostro Paese, nel nostro continente, le persone che veramente ne hanno bisogno, quelle che hanno diritto all'asilo umanitario, ed evidentemente i migranti economici in questo momento non possono entrare. Quindi bisogna porsi il problema che al di fuori dei confini dell'Europa bisogna realizzare dei punti di controllo per dare seguito appunto a questo nostro obiettivo. La cronaca, ancora un episodio di intossicazione da monossido di carbonio in casa, un 61enne di Gemona ricoverato in camera iperbarica all'ospedale di Trieste dopo aver inalato il gas sprigionato dalla stufa a pellet. Il pericolo a volte si nasconde in casa e sempre più spesso vede protagonista una stufa. Sono frequenti i casi in cui le persone restano intossicate dal monossido di carbonio a causa del suo malfunzionamento. L'ultimo episodio ha visto coinvolto un 61enne di Gemona che questa mattina si è sentito male nella sua abitazione ed è stato soccorso dal 118, che lo ha portato all'ospedale di Udine e poi trasferito in condizioni serie nella camera iperbarica del nosocomio di Trieste. L'intervento dei vigili del fuoco, sollecitato proprio dai sanitari, ha permesso di rilevare la presenza del pericoloso gas, che è inodore, sprigionato da una stufa a pellet presente nell'abitazione al piano terra. Per l'apparecchiatura è stata inviata al comune di Gemona la diffida all'utilizzo dell'impianto fino alla prossima messa a norma. I pompieri hanno anche controllato tutta la palazzina. I vigili del fuoco sottolineano l'importanza, laddove siano presenti stufe in casa e camini, di fare sempre la corretta manutenzione di apparecchiature e canne fumarie, oltre a ventilare i locali. In caso di forte intossicazione, il consiglio è quello di evacuare il soggetto intossicato all'aria aperta, sollecitare i servizi d'urgenza, errare i locali e bloccare le apparecchiature. Una donna e un uomo sono stati ricoverati in gravi condizioni dopo essere caduti mentre sciavano in Friuli sulle piste del Monte Zoncolan la prima e su quella di Chiusaforte il secondo. Gli infermieri della Sores hanno inviato sullo Zoncolan l'equipaggio dell'elicottero di soccorso. La donna è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria del Misericordia di Udine, dove è stata ricoverata. Nel primo pomeriggio invece a Chiusaforte, in prossimità del rifugio Gilberti, è caduto un uomo di circa 50 anni d'età. Trasportato in volo nello stesso ospedale Santa Maria del Misericordia di Udine, l'uomo ha riportato un trauma cranico, infortunio anche per una donna di 30 anni a Ravascletto. Si è spento nella notte a Londra Gianluca Vialli, indimenticabile attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e della nazionale italiana. Il mondo del calcio non solo si è unito nel cordoglio per la sua scomparsa, dal Friuli sono arrivate due voci di chi ha giocato con e contro di lui: Gigi De Agostini, con cui giocò per anni in nazionale, e Andrea Sottil, l'attuale tecnico dell'Udinese. Lui per me ha rappresentato un fedele compagno di squadra in nazionale e un leale avversario nelle varie squadre di club dove ci siamo affrontati. E per me è stato veramente un compagno eccezionale, e in nazionale 5 anni passati assieme con l'Europeo e il Mondiale, con delle esperienze bellissime. Un vero trascinatore, proprio anche con la chat dei ragazzi di Notti Magiche che l'abbiamo ricordato proprio sotto questo profilo. È una persona eccezionale, unica nel suo genere, divertente, spassoso, ma professionista anche molto, molto serio, ecco. Meticoloso nei particolari. L'ho marcato un po' di volte ed era un calciatore fantastico. Veramente un campione, ma era assolutamente, percepivo anche dai comportamenti di campo che era assolutamente un leader, aiutava i compagni, era veramente una persona, un grande uomo, una grande persona, e poi tutto quello che ha fatto anche dopo il calcio, l'immagine bella, pulita della sua persona, genuina, il grande carisma anche quando è entrato in nazionale, quindi veramente brutto giorno, e va via un grande uomo e un grande calciatore. Aumentano i nuclei familiari in difficoltà alla ricerca di beni di prima necessità. Tra le circa 1.800 famiglie aiutate a Udine, 120 sono sostenute dal centro di distribuzione di San Pio X. Una situazione difficile segnata anche da una diminuzione dell'offerta e delle donazioni.
È da questo piccolo balconcino della parrocchia di San Pio X che ogni settimana vengono distribuiti gli aiuti destinati alle persone in difficoltà residenti o domiciliate a sud di Udine. Il 2022 ha visto incrementare notevolmente il numero dei bisognosi e la richiesta di generi alimentari ha avuto una particolare impennata in questi giorni festivi. Sono diverse le persone che sono cadute, anche perché adesso con l'aumento delle bollette molte famiglie sono venute veramente a chiedere se possiamo aiutarle o come possiamo fare, perché Due le preoccupazioni maggiori tra chi opera nel centro di distribuzione di San Pio X, ad iniziare dalla progressiva perdita di fedeli. C'è stato un piccolo calo della presenza in chiesa, questo evidentemente fa calare un po' le entrate. È chiaro che le entrate che si fanno nella chiesa non sono solo per la carità, sono anche per il mantenimento delle strutture che spesso hanno grandi costi. La seconda preoccupazione, infine, riguarda la prossima cancellazione del reddito di cittadinanza. E se ci contano su quello, togliendo quello non so proprio cosa succederà. Il problema è anche un po' forse che non è così facile come sembra trovare lavoro. Ed ora la fotografia dello stato di salute del sistema bancario italiano nell'Atlante delle banche leader edizione 2022. La classifica generale per livello di utile vede al primo posto Intesa San Paolo con un utile di 4,1 miliardi di euro. Cassa di risparmio di Bolzano Sparcasse, gruppo di cui fa parte Civibank, primeggia nella graduatoria che misura il livello di sofferenze nette rapportate agli impieghi con un indicatore pari allo 0,10%. Seguono Cassa Centrale Banca, Credem e Unicredit. Il Friuli Venezia Giulia assieme a Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta restano classificate a basso rischio sul fronte Covid, 3 invece territori che vengono tenuti sotto controllo in maniera significativa e passati ad alto rischio. Lazio, Puglia e Umbria, tutte le altre regioni passate da 5 a 12 sono a rischio moderato. Valvasone continua a parlare di sé a livello nazionale, questa volta ad imporla l'attenzione è stato un caustico editoriale firmato da Alessandro Salusti con il sindaco Marcus Marmer che ha deciso di rispondere per le rime. Valvasone capitale d'Italia, anche nel bene. Dopo le polemiche innescate dalla chiusura del punto vendita Cospalat, sospeso per l'assenza di personale disposto a lavorare anche nei fine settimana, il sindaco della piccola cittadina medievale è intervenuto nuovamente in difesa del suo comune. Questa volta lo ha fatto per rispondere all'affondo del direttore di Libero, Alessandro Salusti, che in un suo editoriale ha citato il caso di Valvasone come simbolo del lassismo presente nel paese. Il nostro piccolo borgo è anche una icona di chi la vita l'affronta in modo positivo, racconta Marcus Maurmeier. A dimostrarlo una macelleria di paese posizionata a pochi metri dallo spaccio Cospalat e rilevata dopo un fallimento da 2 suoi ex dipendenti. Questi giovani imprenditori sono riusciti in 10 anni ad acquisire un immobile e a dare lavoro ad altre 5 persone. Inoltre, ricorda il sindaco, durante l'emergenza pandemica i titolari rifiutarono persino la sospensione dei tributi comunali. Le tasse, gli spiegarono i 2 titolari, vanno pagate e sono necessarie proprio per questi momenti di difficoltà. Per Maurmeier, quella dei 2 imprenditori fu una lezione di vita e rappresenta un importante esempio di come molti friulani sappiano rimboccarsi le maniche e diventare un modello per le giovani generazioni. Per celebrare la giornata del tricolore, domani Pordenone srotolerà una grande bandiera dal municipio in piazza 20 settembre. Una bandiera d'Italia lunga 85 metri sfilerà sabato a Pordenone dalla loggia del municipio fino a piazza 20 settembre attraverso tutto corso Vittorio Emanuele. La città sul Noncello celebrerà così il 7 gennaio, giornata del tricolore, una manifestazione organizzata dal comune con l'Associazione Nazionale Bersaglieri. Abbiamo pensato di arrivare a questo festeggiamento e abbiamo avuto anche l'appoggio del mondo scolastico e dunque abbiamo chiuso quel ciclo che fa parte dalla famiglia, va sulla scuola e conclude con lo sport. Protagonisti anche i ragazzi delle scuole che sono stati coinvolti nell'iniziativa. Noi abbiamo chiesto l'aiuto degli studenti proprio per portare questo bandierone enorme di 80 metri, li abbiamo invitati a partecipare con i genitori, per cui gli abbiamo detto che li aspettiamo e che soprattutto abbiamo bisogno di loro. Abbiamo proposto nel 2020 al sindaco di commemorare questo momento con un lungo bandierone. È stato un successo, quest'anno ripartiamo, regaleremo alle scuole un volumetto che racconta la storia del tricolore, dietro il tricolore ci sta il sacrificio di un popolo.
Anche l'Epifania ha visto temperature elevate, ma tra domenica e lunedì arriverà una perturbazione che porterà pioggia e neve in quota. Allora sentiamo il nostro meteorologo Antonino Renda. Continua questo periodo eccezionalmente caldo non soltanto sulla nostra regione, dove da 2 settimane registriamo temperature di 7-8 gradi superiori alla norma, ma un po' su tutta l'Europa. Questa mappa fa notare proprio come anche nella giornata di oggi abbiamo registrato temperature fin verso i 10-15 gradi al di sopra della media su gran parte d'Europa. Da noi, ancora una volta, circa 7-8 gradi. Cosa accadrà prossimamente? L'anticiclone africano, che è il responsabile di questo caldo anomalo, tenderà un pochettino ad arretrare per via dell'arrivo di una perturbazione piuttosto intensa che ci interesserà tra domenica e lunedì, portando non soltanto le piogge, ma anche delle nevicate in montagna, specie al di sopra dei 1200-1300 metri. E questo fronte sarà anche responsabile di un certo ricambio d'aria. Le temperature caleranno in quota, non su pianura e costa nella prima fase, su pianura e costa bisognerà attendere la giornata di martedì per vedere un certo calo, ma le temperature comunque rimarranno ancora al di sopra dei valori tipici per il periodo, almeno fino a metà mese. E grazie soprattutto alle temperature in discesa, è stata un'Epifania decisamente affollata nei 6 poli sciistici regionali. Tarvisio, Piancavallo, Zoncolan, Sauris, Forni di Sopra e Selanavea hanno accolto anche oggi migliaia di turisti giunti per approfittare di questa giornata festiva o di questo ponte invernale. In tantissimi hanno raggiunto ad esempio Sappada, tante le attrazioni delle passeggiate con le ciaspole e lo sci nordico. Qui le presenze hanno superato i numeri raggiunti prima della pandemia e fino a domenica 8 gennaio segnano il tutto esaurito. Entusiasta per le 3 giorni di sold out, l'assessore al turismo Silvio Fauner ora alle prese con gli ultimi preparativi in vista di EIOF, il Festival Olimpico della Gioventù, che porterà nella località dolomitica circa 400 atleti da tutta Europa. Siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione. Subito dopo la pubblicità, appuntamento con Sport FVG. Grazie per l'attenzione, buonasera.